Si è concluso un nuovo progetto per il territorio che verrà presentato questa sera. Che valore assume questo nuovo progetto, queste nuove cartine, visto anche il momento storico che stiamo vivendo? Guardate, abbiamo portato a termine finalmente una iniziativa importante che rientrava anche nel nostro programma elettorale, quello di promuovere il territorio ed in particolare Follina. Noi ci siamo inseriti in questo patrimonio UNESCO come il cuore della Core Zone UNESCO e pertanto abbiamo voluto con questa nostra opera di queste cartine abbiamo voluto mettere in evidenza e in risalto le peculiarità del comune di Follina e della Follina stessa, che da sempre ha rappresentato il crocevia non solo per il Trevisano ma anche per tutta la valle prealpina. Ha da sempre rappresentato il crocevia culturale, artistico e spirituale. È per questo che all'interno di questa mappa dei sentieri sono stati inseriti 2 sentieri cittadini per così ammirare e vivere la storia di Follina. Ma sicuramente oggi è una serata importante perché, come dice lei, viene presentato un sentiero in una zona, diciamo, molto importante, che è quella che comprende chiaramente le colline UNESCO del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. È molto importante perché, come stava dicendo, ci troviamo in un momento un po' particolare che è quello del post-Covid, durante il quale evidentemente sono cambiate molto le dinamiche, anche le dinamiche del turismo, e quindi noi dovremo trovare il modo di adeguarci a questi cambiamenti, perché oggi siamo in una fase, diciamo, di ripresa e di uscita da questa situazione e non possiamo sapere cosa sarà il prossimo anno, che sarà l'anno, diciamo, un po' della partenza di quella che è il turismo delle colline del Prosecco. Per cui credo che sia veramente importante andare a puntare proprio sul fatto che noi abbiamo un territorio che è molto vasto e che ci consente anche in maniera naturale di rispettare quelle norme che oggi sono cogenti e che sicuramente vanno tenute in considerazione anche per una tranquillità, diciamo, rispetto alla salute pubblica. Di conseguenza queste attività, in particolare il trekking piuttosto che le attività in bicicletta, tutte quelle attività che sono anche tra l'altro attività che portano la salute e il benessere delle persone che abitano nella zona e anche dei turisti, vanno perseguite, e l'associazione che ha il compito di proteggere appunto questo patrimonio sicuramente investirà molto su questi aspetti. Sì, questa è una tappa importante per Follina perché siamo riusciti finalmente a creare una cartina dei sentieri dove abbiamo tracciato i sentieri esistenti e diamo anche delle proposte turistiche per mountain bike, per trekking, quindi proposte facili, difficili, medie, che saranno poi indicate nella cartina stessa. Quindi è un evento che ci fa molto piacere e ci inorgoglisce proprio perché è il primo tassello dell'offerta turistica a cui noi dobbiamo arrivare. Beh, proprio perché questo è uno dei primi progetti, c'è ancora tanta strada da fare. Diciamo che il progetto di stasera che presentiamo qui a Follina è un progetto, chiamiamolo intelligente, ovvero viene sfruttata una banca dati già esistenti, che è quella molto professionale, diciamo, della cartina 068 di tabacco, che copre, diciamo, tutto l'intero arco prealpino. Poi ci sono dei contributi, ad esempio quelli che ho dato io per quel che riguarda l'escursionismo a piedi, e poi ci sono altri argomenti legati ad esempio alla mountain bike. Diciamo che tutto insieme ha creato un gruppo di lavoro che ha permesso di mappare e tabellare questo territorio così importante. Beh, diciamo che è uno strumento che serviva, era richiesto da anche le strutture ricettive e dai turisti che ogni giorno noi incontriamo, ci dicono c'è qualcosa che si può fare, dove si può andare, quindi la possibilità di avere un documento, ma non solo il documento, anche i file GPX che si possono poi scaricare, quindi si può usare
il GPS, il navigatore, secondo me è abbastanza importante. Adesso direi che non rivoluzionerà il turismo, però è un passo fondamentale, indubbiamente fondamentale per lo sviluppo. Ormai siamo a un livello che non è più quello di 20, 30, 40 anni fa, la gente ha bisogno di avere dei supporti e questo diciamo, a Follina mancava, adesso è arrivato.